soprattutto nei primi due tempi hanno dato quella sicurezza all'Alleghe per riuscire ad andare in vantaggio di 3 gol. Qualcosa non è andato invece nel terzo tempo, forse siete entrati in campo un po' sottotono. Sì, no, sicuramente quando si è in vantaggio di 3 gol nel terzo tempo le partite, soprattutto in casa, bisogna vincerle. Purtroppo noi forse ci sentivamo troppo sicuri. Difensivamente devo dire che non è che mi ha fatto una gran partita oggi. Penso per andare avanti bisogna mettere in testa di giocare soprattutto bene dietro, perché dopo i gol davanti li facciamo. I gol li fate soprattutto nei primi due tempi, anzi soprattutto forse nel primo tempo hai fatto delle parate davvero incredibili, la porta per quanto riguarda l'Alleghe era blindata, sei appunto riuscito anche tu a dare la possibilità ai tuoi compagni di andare a segnare, forse quei 3 gol sono stati quasi troppo pochi. No, beh, come ho detto prima, 3 gol in casa devono bastare, soprattutto quando manca solo un tempo. Forse noi abbiamo perso un po' di concentrazione dopo che abbiamo preso il primo gol e queste sono cose che più andiamo avanti meno devono succedere, perché sicuramente le squadre avversarie non è che mollano dopo una volta che siamo in vantaggio, quindi dobbiamo metterci in testa di giocare 60 minuti e non solo 20 o 25. Nell'ultimo derby con il Cortina nella prima fase del campionato terminò 2-2 e nuovamente il Cortina in corsa riuscì proprio alla fine a riacciuffare il risultato. Quest'oggi avete quasi rischiato di perdere la partita, ad un certo punto rischiato anche di vincerla, visto che avete avuto anche l'opportunità del rigore che è stata, diciamo, non realizzata da Hard. Cosa vuol dire questa partita? Vuol dire che il Cortina è una squadra che non molla mai e vuol dire che hanno giocatori in grado di ribaltare la partita in qualsiasi momento, e questo se non è stata la lezione la prima volta, spero che è stata la lezione questa volta, perché penso che sicuramente il Cortina non ha rubato, anzi secondo me forse meritavano loro di vincere. Parliamo invece dell'Alleghe. Adesso si riposa una giornata, 24 ore, perché poi si gioca nuovamente. È l'inizio di questa seconda fase importante, perché adesso i punti iniziano a pesare davvero. Dove può arrivare questo Alleghe? Noi non dobbiamo pensare troppo lontano, come ho fatto vedere oggi, non possiamo neanche pensare a due tempi, perché dobbiamo pensare partita a partita, a migliorare le cose che non stanno andando bene e ripeto, da pensare partita a partita e migliorare e dopo arrivare ai playoff al 110%. Sono qui in compagnia di Manuel Datos. Peccato per il pareggio di questo derby contro il Cortina, peccato anche per il problema di Lorenzo Sambla. Sì, peccato perché sul 3-0 al terzo tempo bisogna tenere la partita, potevamo vincere e peccato. Sono stati bravi poi a recuperare il 4-3 perché sul 2-0 il Cortina ha cominciato a pestare, gioco troppo falloso? Io penso che più avanti si va, arrivano i playoff, sia sempre il gioco così, più duro, più maschio. Penso che sia anche un bel hockey da vedere. L'Alleghe ha iniziato a giocare con 4 blocchi, con 4 linee. Sì, l'allenatore l'aveva detto, era tutto l'anno che diceva che se aveva 4 blocchi li faceva giocare. Ha iniziato, poi con l'infortunio di Sambla ha dovuto smettere perché non avevamo più le 4 linee complete, però penso che sia un buon inizio e che continui a farlo quando è possibile. Un commento sulle prestazioni di Held? Io penso che fino al 3-0 abbiamo fatto il suo benissimo, i 4 gol non l'abbiamo evitato noi, l'abbiamo lasciato in difficoltà, non penso che sia... io penso che abbia fatto una brava prestazione, il terzo tempo abbiamo mollato tutti e Cortina patinava di più, molto di più, e non penso sia colpa di El se abbiamo preso 4 gol. Un commento su questo Cortina che in teoria dovrebbe difendere lo scudetto? Penso che il Cortina è il giusto dove sia arrivato, dove siamo anche noi in questo girone, adesso se la gioca ma io penso che le prime 8 squadre possono vincere tutti gli scudetto, e dove è il Cortina o dove siamo noi, dove sono gli altri non importa, è nei playoff che si conta e così. Beh, grazie mille, in bocca al lupo per le Grazie. Vai. Sono qui in compagnia di Milos Ganz, che abbiamo visto sul campo per 2 volte. Com'è andata?
Ma insomma, dopo il 3-0 dovevamo andare meglio, dovevamo gestire un po' di più, invece ci siamo tirati un po' indietro e l'abbiamo pagata alla fine. Come è andato secondo te questo Alleghe? Non era male, cioè loro forse non meritavano il pareggio 3-0 dopo 2 tempi. Forse questo è stato che ci ha rovinato un po'. Ci credevamo un po' di averla già portata a casa un po' e alla fine. Faccio un grandissimo bocca al lupo anche a te per le prossime partite. Grazie mille. Partita intensa? Normale, a questo punto dell'anno bisogna vincere, ma fare tutte cose per vincere, facciamo, se no non vai in avanti. A posto? Grazie mille, sei. Ok. Ciao Lì. Ciao, grazie.